Giuseppe Di Rosa ha proposto un regolamento per dare un sostegno ai cittadini e alle imprese che denunciano, che si ribellano contro il pizzo. Oggi spero ci doteremo di questo regolamento. Io ho presentato solo una bozza di regolamento che andrà sottoposta adesso al dirigente, poi dal dirigente sarà sottoposta al Consiglio Comunale e da lì poi arrivare al voto. Quali saranno le agevolazioni, quali saranno i benefici? Ma guarda, i benefici sono quelli di sgravo di assoluto sgravo dei 5 anni a seguire per coloro che denunceranno questo e porteranno da chi sono vittime in tribunale. Il problema sarà molto più ampio perché non ci sarà assolutamente da prevedere nessun capitolo di spesa, ma saranno solo meno introiti per le casse comunali. Andremo a sgravare queste persone di tutte le tasse comunali, cioè a partire dalla TOSAP, dalla TARSU, dalla ICP, che sarebbe la tassa sulla pubblicità, gli imprenditori e i liberi cittadini. È giusto che anche coloro i quali possono subire, anche oltretutto l'usura ormai sappiamo tutti che è un fatto nazionale, anche alcune banche sono state condannate al pagamento di spese perché hanno utilizzato tassi da usura. Allora una piaga che affligge il territorio nazionale andrà regolamentata anche da parte del Comune, anche perché, ripeto, nella legge che ti citavo poco fa, l'articolo 18 ter era proprio citato che i comuni dovevano e potevano dotarsi di un loro regolamento. Uno strumento per stimolare alla denuncia. Sì, innanzitutto questo, ritengo che questo è il grande segnale che voglio dare io. La gente deve capire che la politica è al servizio del cittadino e non è l'inverso, quello che purtroppo ad oggi abbiamo visto e sofferto ad Agrigento. Quando arriverà in aula questa bozza? Guarda, io la bozza l'ho depositata l'altro ieri è stata protocollata, ritengo che il dirigente adesso abbia al massimo un mese per ricontrollarla e vedere se va bene tutto. Ho estrapolato questa bozza di regolamento dalla legge nazionale e da quella approvata al Consiglio Comunale di Castelvetrano, che è uno dei comuni che l'ha approvata per primo in Italia, sposando la situazione della dottoressa Ferraro, che era un imprenditore che fa sede a Castelvetrano. Ritengo che entro un mese il dirigente dovrà portarla in Consiglio Comunale, poi il Consiglio Comunale avrà 20 giorni le commissioni per sottoporla alle commissioni e poi subito dopo si potrà arrivare al voto. Ritengo che con i tempi del Consiglio Comunale, che si è dimostrato molto spigliato in questi lavori, oltretutto sposeranno, spero, i miei colleghi immediatamente questa situazione, ritengo che nel massimo 2 mesi dovremmo avere già il regolamento approvato.